Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Sciopero generale di CGIL e UIL contro i tagli alla spesa sociale e le misure economiche del governo. A Catania, manifestazione davanti alla prefettura, il fermo nei trasporti ha sorpreso molti viaggiatori. A Palermo, in piazza soprattutto gli studenti che lamentano scuole fatiscenti. Siamo un tiro al bersaglio, paura tra gli autisti degli autobus di Catania dopo l'aggressione di ieri, pugni in faccia a un conducente, la terza in un mese, reclamano personale di controllo sui mezzi. Dopo 3 anni il neonato abbandonato a Ragusa deve tornare alla madre naturale, lo ha stabilito il Tribunale di Catania. La madre adottiva non ci sta e rompe il silenzio. Nostro figlio vittima di un doppio abbandono. Palermo, l'accorato desiderio di una 17enne di essere legalmente affidata alla coppia di ballerini gay che l'ha tirata fuori dalla casa famiglia dove ha vissuto per 4 anni. I miei 2 papà, dice, mi hanno insegnato la vita. L'agenda rossa di Borsellino, perquisite senza che si sia trovata le abitazioni della moglie e della figlia dell'ex capo della Mobile di Palermo, la Barbera, morto nel 2002. Sequestrati altri documenti. Dall'anno prossimo nuovo corso di laurea in beni culturali all'Università di Palermo darà impulso alle campagne di scavi archeologici nella Valle dei Templi. Inaugurata a Siracusa la prima Casa del Sorriso, gestita dalla Fondazione Cesvi, una onlus lombarda impegnata nella protezione dei bambini vulnerabili, testimone la cantante Alexia. Calcio, domani la prima al Massimino del Lucarelli Terra, il tecnico livornese non crede alla crisi della Turris, nuovo ruolo per Chiricò, da lui mi aspetto qualcosa di diverso. Bentrovati, anche in Sicilia sciopero generale di CGIL e UIL per contestare le politiche economiche del governo. A Catania concentramento davanti alla prefettura, fermi ma solo per 4 ore, pure treni, bus e metro. Molti viaggiatori non lo sapevano. Lorena Dolci. Il diritto dello sciopero è sacro! Governo ladro e bugiardo! Anche a Catania CGIL e UIL portano in piazza i lavoratori per lo sciopero generale deciso dopo il braccio di ferro con il governo. Concentramento alle 10:30 davanti alla prefettura per contestare le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo. I pensionati che sono il bancomat del paese, i contratti che non vengono rinnovati nel pubblico impiego e un governo che non ascolta, forse ascolterà le centinaia e migliaia di persone che oggi sono in piazza. Rivendichiamo una legge finanziaria più equa che vada a prendere le risorse dove effettivamente ci sono. Come arriva a fine mese un infermiere? A fine mese ci arriva stringendo i denti e cercando di eliminare non le spese superflue ma di mantenere solo il minimo, quello indispensabile per sopravvivere. Nel trasporto pubblico locale lo stop dopo la precettazione decisa da Salvini si è ridotto da 8 a 4 ore dalle 9 alle 13 e riguarda bus, metro, treni e traghetti, escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Tanti in realtà gli autobus in circolazione a Catania, attivi in centro anche i taxi. Poi fate sciopero? No. Qui siamo alla fermata di Piazza Sesicolo, alcuni varchi sono chiusi, in altri gli addetti informano i viaggiatori, ma ci sono tanti che vengono comunque convinti di poter prendere il treno. Abbiamo scoperto adesso. Niente, pazienza, andremo a piedi. Buona giornata. A Palermo la protesta ha provocato gran caos nel traffico, in piazza soprattutto gli studenti che protestano per gli istituti scolastici inadeguati. Marco Gullà. Lo sciopero generale a Palermo è diviso tra Piazza Politeama, il Teatro Massimo e l'Ars. Davanti al Parlamento il sit-in dei sindacati confederali CGIL e UIL che scendono in campo contro la manovra del governo Meloni.
la CISL non c'è. Al Politeama si è concentrata una parte di CGIL con il corteo degli studenti che è confluito nella manifestazione per protestare, recitano gli striscioni, contro le carenze della scuola. Contro la scuola del merito, che è una scuola precaria, una scuola che ci opprime, perché questo modello di scuola promosso da questo governo non è quello che noi vogliamo, è un modello dove le scuole sono precarie, le scuole cadono a pezzi. Lavoratori e sindacati sfilano per le vie del centro cittadino contro la manovra e il governo meloniano. Questa manovra non guarda ai bisogni veri di questo nostro paese, nessuna risposta su previdenza, fisco, ma soprattutto è una manovra che non guarda ai ceti e ai soggetti più deboli, non guarda alle aree più deboli, nulla per la Sicilia, nulla per il Mezzogiorno. Oggi da Palermo, da tutte le piazze siciliane abbiamo una presenza importante, nei luoghi di lavoro ci arrivano dati straordinariamente significativi di adesione allo sciopero e questo ci fa sperare per l'ulteriore mobilitazione che il 20 avremo a Siracusa. Siamo in tantissimi, saremo in tantissimi anche il 20 a Siracusa, siamo stanchi di questo governo, stanchi di questa manovra. Siamo tutti qua a manifestare. Nessuna tensione nel corso delle manifestazioni, ma viabilità in tilt, soprattutto nelle zone limitrofe allo sciopero. Traffico paralizzato nell'asse di Via Roma. Non si ferma a Catania l'ondata di violenze nei confronti degli autisti AMTS. Siamo al tiro al bersaglio, dicono a microfoni spenti. Intanto i dirigenti dell'azienda sollecitano più controlli delle forze dell'ordine e pensano a un incremento dei vigilantes a bordo dei bus. Tonino De Mana. Minacce, aggressioni verbali e fisiche, addirittura 3 autisti mandati in ospedale in meno di un mese. Tra le tante emergenze di Catania emergono gli episodi di ordinaria follia ai danni del personale AMTS. Poca voglia di parlare e tanta paura per gli autisti, per loro guidare un autobus a Librino, Onesima o in pieno centro equivale ad andare in trincea e a combattere. Siamo al tiro al bersaglio e non ci sentiamo al sicuro. Questa è la frase di molti autisti, detta sottovoce e comunque lontana da microfoni e telecamere su disposizione dell'azienda trasporti. Prende atto della situazione invece il dirigente dell'area produzione di AMTS, Salvatore Capri, che sollecita controlli ed una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Siamo esposti a questo tipo di situazioni. Noi cerchiamo di combatterle non direttamente in realtà, però attuando un servizio anti-evasione anche con l'ausilio di personale di vigilanza esterno, però è chiaro che con le nostre risorse non riusciamo a coprire né tutte le linee né tutta la città. 3 episodi in 29 giorni, l'ultimo innescato da un extracomunitario che ha preso a pugni l'autista del 538 perché si era rifiutato di farlo scendere fuori fermata. Cos'altro deve ancora accadere al personale dei servizi di linea AMT prima che siano applicate le giuste misure di tutela della sicurezza? Questa l'amara riflessione dei sindacati, mentre da più parti arrivano attestati di solidarietà che da sola però non basta per rassicurare il personale AMTS. Dell'aggressione all'autista dell'AMTS parleremo tra poco alle 14.30 su Telecolor con il sindaco trentino nel nostro appuntamento settimanale con il primo cittadino di Catania. Se volete fare domande, segnalazioni e perché no, contestazioni su questo come su tutti gli altri argomenti potete scrivere al WhatsApp 342 74 55 005 oppure mandare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo ad appuntamento con il sindaco su Telecolor alle 14.30. Il neonato abbandonato in un sacchetto a Ragusa dopo 3 anni deve tornare alla madre naturale. Con un decreto del Tribunale di Catania il piccolo sarà tolto alla coppia affidataria. La madre adottiva non ci sta e rompe il silenzio. Il nostro figlio dice vittima di un doppio abbandono. Luca Ciliberti. Un neonato abbandonato nel 2020 in un sacchetto di plastica ancora con il cordone ombelicale attaccato, cresciuto da una coppia di genitori affidatari per tutto questo tempo e che adesso dovrà essere restituito alla madre naturale, che lo ha riconosciuto solo nel 2021, dopo che le forze dell'ordine erano risalite a lei.
La decisione arriva dal Tribunale per i minori di Catania con un provvedimento che sta provocando polemiche e che dovrà essere eseguita anche con l'uso della forza pubblica entro il 28 dicembre prossimo. Un bambino conteso tra una madre naturale di Modica e una madre affidataria che oggi vive fuori dalla Sicilia. La legge oggi dà ragione alla madre naturale per un vizio di forma riscontrato anche in Cassazione sollevato dall'avvocato della donna. Il Tribunale dei minorenni avrebbe commesso un errore, avrebbe dovuto garantire ai genitori naturali il diritto di ravvedimento. A rompere il silenzio oggi ci ha pensato la mamma affidataria del piccolo che ha diffuso quest'audio. Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa storia e non gli si può chiedere di diventarne la vittima. Non gli si può chiedere di ricalcolare la sua vita, perché quando hai 3 anni sono tutta la tua vita. Come si può pensare di aggiungere ad un abbandono un altro abbandono? Niente di tutto questo è nell'interesse del minore. Se nessuno in questa nazione riesce a mettersi nei panni di un bambino, se nessuno riesce a tutelarlo, se prevale un sistema adultocentrico a danno di un minore, allora significa che l'Italia ha fallito. E come se non bastasse, i genitori naturali, una volta individuati, sono finiti sotto accusa. Il padre, un macellaio di Ragusa, è stato condannato a 2 anni in primo grado per abbandono di minore. Per la madre il processo è ancora in corso. La prossima udienza sarà il 9 febbraio. I due, allora e oggi, non erano e non sono una famiglia e tra loro non c'era una relazione stabile. Nel frattempo, un bambino sarà spedito forzatamente da una parte all'altra d'Italia, come se fosse un pacco postale. Palermo da luglio aspetta una firma per coronare il sogno di essere legalmente affidata alla coppia di ballerini che l'ha tirata fuori dalla casa famiglia dove ha vissuto per 4 anni. La ragazza, 17enne, ha scritto al giudice minorile: «Lasciatemi adottare dai miei 2 papà. Mi hanno insegnato la vita». Desiree Ferlito. Lasciatemi adottare dai miei 2 papà. Mi hanno insegnato la vita. È la lettera che una 17enne scrive al giudice minorile, mettendo nero su bianco tutti i diritti che la giustizia le nega. Aveva appena 12 anni quando è entrata in una comunità per minori, un passato difficile e la voglia di appartenere a qualcuno, fino a quando nella sua vita sono arrivati Marcello e Gianluca, una giovane coppia di ballerini del Teatro Massimo di Palermo. Grazie a loro ha ritrovato la serenità. Sta cominciando a conoscere anche il mondo, sta cominciando a dedicarsi anche ai suoi hobby, sta continuando a studiare e chiaramente anche con qualche aiuto in più. Perché chiaramente si cerca e cerchiamo di offrire tutte le opportunità che possiamo avere. La 17enne attende l'esito della sentenza da luglio. La coppia infatti è stata ritenuta idonea all'affidamento del tribunale dai servizi sociali, ma manca l'ultimo atto. La firma al decreto che affidi legalmente la ragazza ai 2. I tanti minori che ancora rimangono in casa famiglia, più si avvicinano alla maggiore età, più cominciano a perdere quella speranza che gli potrebbe consentire di avere una famiglia. La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla presidente del Tribunale dei minori Flora Randazzo, che nega l'esistenza di discriminazioni nei confronti delle coppie omogenitoriali, ma solo una questione burocratica. È chiaro che il tarlo si insinua ogni tanto nella mente che possa essere anche un problema più sociale e politico. Sì. La giovane compirà 18 anni a gennaio e allora il decreto non sarà più necessario, ma per lei ogni mese è prezioso e da vivere con Marcello e Gianluca, che sente essere i suoi genitori. Dopo Fiorello, anche Flavio Insinna lancia il suo appello contro la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Domani le famiglie dei piccoli pazienti in sit-in a Taormina, appunto, durante il meeting di Forza Italia saranno ricevuti dal presidente Schifani. Emanuela Corsi. Ciao, sono Flavio, un saluto da Roma, un saluto a tutti i bambini lì nel reparto dell'ospedale a Taormina, dove ho conosciuto il professor Agati, tutto il suo straordinario staff, la sua squadra, tutti davvero, tutte le famiglie, insomma
tutti. Anche Flavio Insinna si aggiunge al coro dei personaggi del mondo dello spettacolo che chiedono di salvare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il popolare conduttore televisivo, figlio di un medico siciliano, ha pubblicato un video dove fa un appello contro la chiusura. Facciamoci sentire con garbo, con passione, dialoghiamo, come ci ha insegnato il professor Agati, dialoghiamo con tutti e così il polo, il reparto, l'ospedale a Taormina non verrà smantellato. Qualche mese fa, come si vede dalle immagini, Insinna aveva effettuato un giro nel reparto in visita ai piccoli guerrieri, accompagnato dal primario, il professore Sasha Agati. L'invito del presentatore a partecipare alla manifestazione di domani davanti all'Unotels Capo Taormina dallo slogan "Difendiamo la buona sanità insieme". I genitori dei piccoli pazienti, che saranno ricevuti dal presidente della regione Schifani, assieme a cittadini, associazioni e personale sanitario, ancora una volta grideranno il loro no alla chiusura del centro, fiore all'occhiello della sanità siciliana. Bisogna mantenere aperto il reparto, questa è la frase, bisogna mantenere aperto il reparto, che rappresenta un punto di riferimento per tutta l'area orientale della Sicilia, ma anche per la vicina Calabria, perché arrivano anche le bambine della Calabria, ma anche dall'estero, lo sappiamo. Guardate, sta qua, se non mi credete, andate a cercare Renato Schifani. Beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri di Catania all'imprenditore Sergio Leonardi. Il provvedimento, dopo la condanna definitiva di Leonardi per associazione per delinquere, frode fiscale e altri reati finanziari aggravati dal fatto di aver agito per agevolare il clan mafioso dei Carcagnusi, che fa capo al boss Santo Mazzei. La nuova indagine sull'agenda rossa di Paolo Borsellino, un testimone afferma che era a casa del capo della mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, morto nel 2002. Scattate nuove perquisizioni a casa dei familiari del super poliziotto. Vediamo con quale esito. Laura Spanò. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda legata alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, una persona vicina alla famiglia dell'ex capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, morto nel 2022 a causa di un tumore. Ha rivelato infatti a magistrati di Caltanissetta che l'agenda rossa di Borsellino è rimasta nascosta in casa dei familiari del super poliziotto ed è ricominciata così la caccia degli investigatori del ROS. Lo scorso mese sono scattate alcune perquisizioni nelle abitazioni di Roma, dove vive la vedova di La Barbera, e a Verona, dove abita una delle figlie, ma non è stato trovato nulla. I carabinieri del ROS hanno però portato via documenti appartenuti alla Barbera, oggi ritenuto il regista della spregiudicata operazione che portò alla creazione del falso pentito Vincenzo Scarantino, l'uomo che per anni ha tenuto lontana la verità sulla strage di Borsellino. C'è un'immagine dei momenti della strage che collega il decreto di perquisizione con la pista di indagine. Riguarda il colonnello Giovanni Arcangeli, fotografato con in mano la borsa del giudice. Secondo le ipotesi investigative, Arcangeli avrebbe consegnato la borsa a un ispettore di polizia e poco dopo sarebbe finita nella stanza del dirigente. Arcangeli presentò la relazione su quanto accaduto solo 5 mesi dopo l'accaduto. Il tribunale di Caltanissetta, nella sentenza sul depistaggio, scrisse che la Barbera ha avuto un comportamento inqualificabile. Dapprima disse alla vedova che la borsa del marito era andata distrutta, poi gliela restituì mesi dopo, negando la presenza dell'agenda rossa. In quell'agenda Borsellino probabilmente aveva annotato quanto aveva fatto dopo la morte di Giovanni Falcone. Le indagini, le ipotesi, le ricerche. Già nell'immediatezza della strage di via D'Amelio, hanno scritto ancora i giudici di Caltanissetta, attorno all'auto blindata di Borsellino c'erano una pluralità di persone in cerca della sua borsa e di quello che conteneva, compresi alcuni appartenenti ai servizi segreti. Dal 2024 le campagne di scavi archeologici nella Valle dei Templi avranno un nuovo impulso grazie all'introduzione del corso di laurea in beni culturali all'Università di Palermo. Davide Sardo. Ad Agrigento, nel parco archeologico più esteso del mondo, sono stati rinvenuti di recente decine di preziosi reperti, statuette, vasi, busti in terracotta e persino ossa. Dall'antica Kragas riemergono affascinanti tesori che ci raccontano di un'epoca a noi lontanissima, in parte avvolta nel mistero.
Per il 2024 la Valle dei Templi sarà luogo di nuove campagne di ricerca accademica, grazie anche al nuovo corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico. Noi vogliamo proporre questo nuovo percorso, nuovo in Italia, non ce n'è nessuno ancora tarato in questo senso, che consenta di diffondere la conoscenza, la comprensione dei beni culturali a tutti i livelli, dai bambini fino agli adulti per l'educazione permanente, e quindi che ci aiuti a essere buoni cittadini e più legati al nostro contesto territoriale, al nostro patrimonio. Il nuovo corso di laurea segna l'auspicato ritorno della facoltà in beni culturali nella città di Agrigento proprio nell'anno di elezione a capitale della cultura italiana. Inaugurata a Siracusa la prima Casa del Sorriso, gestita dalla Fondazione CESVI, una onlus lombarda impegnata in tutto il mondo nella protezione dei bambini vulnerabili. Presente anche la cantante Alexia, testimone della Fondazione. Francesco Aloi. Collaboreremo con tutti gli attori della società civile qui presenti. È molto importante perché questa casa vuole essere una casa di comunità. Prevenire e contrastare la povertà dei più piccoli è uno degli obiettivi della Casa del Sorriso, inaugurata anche a Siracusa. Strutture come questa, gestite dalla Fondazione CESVI, sono presenti anche all'estero. Questa è la prima in Sicilia. Secondo alcune indagini che abbiamo condotto, qui proprio sul territorio siciliano c'è una carenza di servizi rivolti all'infanzia e rivolti alle famiglie, quindi abbiamo ritenuto importante intervenire proprio su questo aspetto. Un luogo sicuro al fianco di bambini e adolescenti in difficoltà, un treno che accompagna i più deboli verso il futuro, mettendo da parte degrado e abbandono. È un tetto alla speranza per il futuro di questi minori che spesso non hanno opportunità, al di là dell'obbligo scolastico non fanno altre attività, invece la possibilità di frequentare questo spazio dà loro anche un'apertura e uno slancio. Testimonial della Fondazione, la cantante Alexia. Credo che la mia presenza possa aiutare un po' per, in un certo senso, attirare l'attenzione su questi sforzi enormi che fanno. Facciamo una breve pausa, tra poco le ultime per il calcio, la vigilia di Catania-Turris. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Catania, conferenza stampa dell'allenatore Cristiano Lucarelli in vista della partita di domani contro la Turris, un avversario che il tecnico non vuole sottovalutare. Francesco Triolo. La vigilia vissuta sul campo per conoscere ed analizzare gli ultimi dettagli prima dell'esordio in panchina contro la Turris. Cristiano Lucarelli ed il suo staff stanno cercando di non lasciare nulla al caso in vista della gara di domani pomeriggio. L'intento è quello di partire col piede giusto per dare slancio e ricreare entusiasmo a tutto l'ambiente, a cominciare dalla squadra. Lucarelli in questi giorni ha avuto modo di approfondire la conoscenza di tutti, confida nel recupero possibile di Samuel Di Carmine, anche perché la Turris, che arriverà al Massimino, è una squadra in crisi di risultati dopo lo splendido avvio di torneo e con il tecnico Caneo sulla graticola. Sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone non ce ne sono di partite semplici che hai già vinto prima di giocare, e anche noi dal nostro canto dobbiamo riprendere un certo tipo di discorso, quindi sarà una partita molto scoppiettante. La sensazione è che si affrontino due squadre che sicuramente avranno una spiccata offensività. Insomma, la trappola è dietro l'angolo e Lucarelli lo sa bene, ma le sue sensazioni della settimana sono state positive. Lucarelli quindi dovrebbe andare verso la conferma del 4-3-3, al massimo un 4-2-3-1 che non snaturi del tutto quello che è stato il Catania sinora, magari con qualche novità in mezzo al campo e con Lucarelli che ha individuato in Chiricò l'uomo che può dare il cambio di marcia. Sicuramente mi aspetto delle cose diverse da lui rispetto a quelle che gli ho visto fare in queste partite, sicuramente non solo per colpa sua, perché probabilmente la squadra ha trovato rifugio mentale nella scaricare la patata bollente a Chiricò.
Siamo arrivati alla conclusione, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.